Siamo qui col dottor Valtolina dell'Ufficio Tributi del Comune di Monza. Dottor Valtolina, per l'accertamento si parla di informazioni qualificate, cosa si intende di preciso? Allora, intanto un insieme di elementi utili all'Agenzia delle Entrate per emettere un avviso di accertamento, quindi non indicazioni generiche, ma fatti, elementi certi che permettano di costruire l'accertamento. Tra l'altro, per poter far questo, lo dicevamo all'interno del convegno, è necessario, anzi direi addirittura indispensabile, che i comuni si attrezzino con uffici preparati, quindi sulla formazione, ma anche sull'utilizzo di strumenti informatici per mettere a fattor comune le informazioni presenti all'interno del comune. Si parla appunto di una piattaforma informatica unica. Come funzionerebbe e quale punto vantaggio avrebbe anche per mantenere questa perfetta comunicazione tra agenzie del territorio e comune? Allora, diciamo che il vantaggio di questa piattaforma è duplice. Il primo vantaggio è quello di riuscire a mettere a fattor comune all'interno dell'ente tutte le informazioni presenti: anagrafe, tributi, ufficio tecnico, aspetti di polizia amministrativa, eccetera. Quindi riuscire a fare in modo che, pur utilizzando gli strumenti che ogni ufficio gestisce quotidianamente per la gestione delle proprie pratiche, delle proprie attività, il prendere tutte queste informazioni che vengono gestite quotidianamente e vengono messe, riportate in un contenitore messo a disposizione di tutti. Il vantaggio di questa piattaforma è che tutto questo avviene senza penalizzare l'attività degli uffici, i quali lavorano come sempre lavorato, e ci sono degli strumenti informatici che acquisiscono queste informazioni, le mettono insieme e le organizzano per cittadino, per codice fiscale, per oggetto territoriale, quindi foglio mappale subalterno, per numero civico, quindi con diverse possibilità di accesso a queste banche dati in funzione degli attributi e delle caratteristiche dell'oggetto e del soggetto. E questo è fondamentale. Ed è importante questa piattaforma perché aggrega non solo le informazioni all'interno dell'ente, ma anche le informazioni esterne all'ente, quindi quelle che provengono dalle agenzie dello Stato. Quindi permettendo in questa aggregazione, in questa possibilità di ricerca per persona, per oggetto, quindi per soggetto e per attività economica, di aggregare anche tutti i dati esterni all'ente che provengono dalle agenzie. Questo dà la possibilità al comune, che è attento, con un'opportuna formazione del proprio personale, di scoprire, di evidenziare evasione e elusione che poi viene trasmessa all'Agenzia delle Entrate. Ovviamente partendo da dati certi, quindi da tutta una serie di elementi che vengono in questo data warehouse miscelati e messi a fattor comune, queste comunicazioni diventano elementi certi anche per l'Agenzia delle Entrate, che non sono basati su sensazioni ma su dati concreti. Perfetto, molto chiaro.